Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Conte è atterrata a Capodichino. Conte sta andando a firmare. Conte oggi firmerà per il Napoli. Sta girando la foto. È una fake news, voglio. È una fake news la foto che, come avete visto, l'ho messa sulla community, salvo poi dopo mezz'oretta nemmeno cancellarla perché quella foto, ragazzi, non è vera. Quindi, caro Calcio Napoli 24, l'esclusiva Calcio Napoli 24, hai toppato, ci abbiamo creduto in molti, io sono stato uno di quelli che ci ha creduto, ma mi sono andata a informare su Twitter X e la foto risale a tanto tempo fa, addirittura se non sbaglio nel 2015. Qualcuno ha detto Conte non usa i cerotti al naso da tantissimi anni, quindi è una foto vecchia, vecchia e ragazzi è confermato, la foto era vecchia, Conte non è a Napoli, Conte non è ancora arrivato a Napoli, Conte firmerà il contratto per il Napoli mercoledì. Quindi ragazzi c'è la data, c'è tutto, mercoledì Conte dovrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli. Dovrebbe, perché sappiamo che i contratti di Aurelio De Laurentiis sono lunghi e l'abbiamo visto anche con i calciatori, quanto tempo ci vuole per chiudere un contratto. Detto questo, tasto like, il commento perché voglio sapere soprattutto la vostra. Stiamo crescendo in una maniera eccezionale, siamo quasi diciamo agli 8K, che è l'obiettivo di quest'anno, quindi ragazzi state spingendo veramente tanto, io vi ringrazio tantissimo. Allora, che c'è da dire signori? Queste fake news che girano sono allucinanti, perché uno poi ci crede, no? Se uno poi non va a fondo nelle, nelle vicende, addirittura molti giornalisti, io vi ho detto, avete visto, è arrivato di qua e di là, ragazzi, sono foto vecchie, occhio, perché poi ci cadiamo tutti e poi ci rimaniamo male, giustamente, perché ci sono rimasto male pure io, voglio sinceramente, perché io addirittura ho postato l'immagine, come detto, sulla community di YouTube, salvo poi farmi un giro sui vari social e vedere che quella foto è finta, è vecchia, anzi è vecchissima, addirittura si parla del 2015, voglio, quindi siamo quasi 10 anni fa, però era se porta buona Conte e gli anni. Ecco, questa foto buttata da Calcio Napoli 24 sul web è qualcosa di assurdo, è qualcosa di assurdo, ma è qualcosa che però crea hype, ragazzi, crea hype per vedere Antonio Conte al Napoli. Tutti sono in hype perché tutti stanno dicendo vuoi vedere che Conte poi alla fine non va a Napoli, state a vedere come va a finire. No, Conte verrà a Napoli, come già detto anche da Fabrizio Romano, che penso sia uno che li azzecca praticamente quasi tutte. Ricordiamo la vicenda Gabri Vega, Samarzic, quelle però poi sono state scelte da parte dei giocatori, però c'era sia l'accordo da parte delle società, poi i giocatori hanno deciso di non muoversi in quel determinato modo. Però ragazzi, Fabrizio Romano l'ha detto, mercoledì è il giorno di Antonio Conte, questa è la settimana di Antonio Conte al Napoli, bisognerà attendere perché voglio, oramai lo sappiamo, Conte è il nuovo allenatore del Napoli, su questo non ci piove, non penso all'ultimo secondo Conte si tiri indietro, però è un accordo, non c'è nessuna firma, finché non c'è la firma ragazzi, dobbiamo capire questo, finché non c'è la firma sul contratto, Conte potrebbe andare benissimo ad un'altra squadra, è libero di farlo. Non vi credete che un accordo significhi che arriverà, perché ragazzi l'accordo è verbale, non è firmato, addirittura al mattino già dice il Napoli però ha già firmato e deve fare una finta firma mercoledì per far vedere davanti ai giornalisti. Ragazzi, non vi parlo perché giustamente la Juventus non annuncia Thiago Motta perché non c'è la firma, la Juventus è quotata in borsa, quindi sapete che non può giocare su queste cose, però il Napoli lo può fare benissimo e il Napoli non è quotato in borsa come la Juventus. Però ecco, questa attesa, l'arrivo di Conte, l'attesa stessa di vedere Conte firmare il contratto e magari vederlo con una toppettina del Napoli alla conferenza stampa. Sono fiducioso però, dai ragazzi, manca poco, manca pochissimo, mercoledì ci siamo, 2 giorni e tutto sarà definito. E questa è la settimana di Conte al Napoli. Addirittura ho visto Criscitiello che c'ha proprio il fegato spappolato, ma veramente spappolato.
addirittura dice, lo sanno anche a Margellina, che Conte voleva solo il Milan e il Napoli è una squadra di rimpiazzo perché Ibrahimovic si è messo nel mezzo e ha detto che lui al Milan non ci doveva venire perché è un allenatore che non va bene, che può far male alla squadra. Il grande Criscitiello, che è uno di quelli che diceva che Conte non sarebbe mai venuto a Napoli, invece è stato smentito dallo stesso Antonio Conte. La pastetta, la pasta fissan la diamo pure al grande Criscitiello, va bene Criscitiello? Va bene? Ti diamo la pastetta pure a te perché ti vedo un po' in difficoltà ultimamente, anzi vedo molti youtuber in difficoltà e questo ti crea proprio, ti il petto in fuori, no? Perché tu non dici non potremo mai fare una stagione peggio di quella di quest'anno, quindi pure se l'anno prossimo entriamo in Champions per noi è uno scudetto, vale come uno scudetto. Ecco, in molti già dicono il Napoli l'anno prossimo farà paura perché ha Conte in panchina. Ragazzi, calmi, ma poi ne parleremo alle ore 18 del calciomercato perché ci sono tanti nomi. Si parla chissà, potrebbe andare via nuovamente Di Lorenzo, che il manager di Di Lorenzo sta rompendo e palla, addirittura è arrivata l'offerta da 20 milioni da parte della Juventus. Ne parleremo, non vi preoccupate ragazzi, ne parleremo. Comunque, io ribadisco, occhio alle fake news, controlliamo sempre controlliamo sempre le fonti. Io ribadisco, era un'esclusiva di Calcio Napoli 24, quella foto che è girata sui social, salvo poi dimostrare che quella foto era una foto vecchia. Molti giornalisti l'hanno presa, è stata ripostata, come visto, l'ho messa sulla community di YouTube, però l'ho tolta subito perché ho visto che era una stronzata. Però ragazzi, Conte ormai manca pochissimo, ma dobbiamo aspettare mercoledì, giovedì, non c'è problema. L'importante è partire con l'allenatore. Il Napoli già sta facendo meglio della passata stagione, perché se a giugno, siamo a giugno, sì, siamo a giugno, sì, ma maggio, siamo a giugno, se non sbaglio siamo a giugno. Hai già presentato il DS, ma non è stato confermato, ma non è stato fatto l'annuncio sui social, non è stata fatta la conferenza stampa, non ci interessa sinceramente, però se volete fare una conferenza stampa con Manna e Antonio Conte noi la prendiamo molto volentieri, cara SSC Napoli. Stessa cosa vale per l'allenatore, manca solo l'annuncio per Antonio Conte. L'anno scorso eravamo arrivati a un punto che non sapevamo chi fosse l'allenatore della prossima stagione, quest'anno l'abbiamo saputo un mese in anticipo, quindi il Napoli secondo me sta lavorando nel migliore dei modi. Poi staremo a vedere, io ribadisco, chi pensa che Conte possa portare lo scudetto al Napoli quest'anno, secondo me un esame di coscienza ce lo dobbiamo fare. Il Napoli si deve ritrovare e i giocatori si devono adattare al gioco di Antonio Conte, che sia il 3-5-2, il 4-3-3, il 4-2-3-1, non è dato sapersi, bisogna aspettare. Noi aspettiamo, però attenzione alle fake news perché ce ne sono tante a giro. Conte non è a Napoli, addirittura dovrebbe firmare a Roma il contratto e poi fare la presentazione a Napoli, quindi ci sono tante di quelle cose in giro sui social ora ultimamente. Comunque noi ci vediamo alle ore 18, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sempre e comunque forza Napoli dal vostro Neapolis 1926. Ciao.